Noi siamo arrivati ora alla penultima rappresentazione teatrale di quest'anno e questa, come diceva Peppe, è la compagnia artistica. Invito la presidente. Piccolo Teatro Siciliano, non mi veniva. Sì, certo, sì, è comodo. Può scendere, signor, scende. Ora darà un cenno anche della commedia e noi nel frattempo volevamo dare il nostro ricordo, ecco qua a lei, il ricordo della rassegna teatrale. Grazie. Lasciare la parola, ricordo poi l'ultimo impegno è quello del 31 di maggio con la compagnia dell'oratorio. La commedia sarà cambio di persona all'italiana. Noi tra l'altro replichiamo il 30, però per gli abbonati è soltanto il 31, abbonati e non abbonati. Il 30 invece è per bigliettamento, che diciamo è una cosa nostra del gruppo stesso. E a questo punto lascio la parola a Pina Corso. Buonasera a tutti, sono la Presidente dell'Associazione Culturale Piccolo Teatro Siciliano e vorrei ringraziare innanzitutto Francesco La Barbera e Vito Catania per averci dato la possibilità di entrare, diciamo, a far parte di questa rassegna teatrale che a noi veramente fa tanto piacere dare le nostre commedie qui da voi. E l'assessore Virzì, Giuseppe. Allora, Giuseppe, ringrazio pure Giuseppe per la sua presenza qui e volevo dire questo, appunto, come diceva prima Francesco, per noi questa commedia è molto importante ed è nel nostro cuore proprio perché il regista è il nostro Salvatore Mazzeo, Totò Mazzeo. La commedia è una commedia molto divertente, diciamo, spero che vi piacerà e che vi divertirà soprattutto, ed è di Giovanni Allotta. E adesso poi verrà la nostra presentatrice e vi dirà un po' quello che è la trama. Comunque diciamo che ci sarà una famiglia un po' del sud, una famiglia del nord, questo posso anche dirlo. E comunque volevo dare a Giuseppe, così si ricorderà di noi, il nostro gagliardetto, diciamo, della nostra associazione. Noi ringraziamo. Quindi grazie. E adesso chiamerò la nostra presentatrice e noi iniziamo. Speriamo che andrà tutto bene e che vi piacerà. Buona ascolto. Signore e signori, buonasera. L'Associazione Culturale Piccolo Teatro Siciliano stasera presenta una commedia brillante in 2 atti di Giovanni Allotta. La storia si suddivide in 2 parti. Nella prima parte conosciamo una tipica famiglia siciliana che nel seguire si confronta con una famiglia milanese. È una commedia divertente nella quale vengono evidenziate le avversità di entrambe le famiglie e come sia al nord che al sud si pensi male l'uno dell'altro. Le situazioni intriganti e gli equivoci spassosi accompagnano lo spettatore ad un finale che accontenterà tutti,
ma che farà riflettere sul fatto che tutto mondo è paese. Buon divertimento. Per favore, se è possibile, silenziate i cellulari. Grazie. Ancora la giornata non è principiata, ma io sogno stanca. Sogno veramente stanca. Sogno tanto stanca che mi stanco solo a pensarci, veramente. Ah, Dio mio. Ora levo sti cose e poi mi dire a fare in terra, io ho un sacco di cose da fare stamattina. E stasera mi stavo a cucinare. Ogni giorno la solita litania, veramente. Meno male che ora questi supermercati si modernizzano. Una chiama il fattorino e così, e levo sto pensiero. Ah, meglio che ci telefono, va? Allora. 0923 6 9 19 ma 18 ci ho messo, vabbè ci metto pure 18 e 46. Pronto? Ipercoppe? Sono, sì, sono la signora Rosetta. Senti, se non è che mi può mandare lo fattorino e così ci ordino un po' di spesa? Certo, è mattinata, è logico. Senza troppo tardo però, perché poi di primo pomeriggio viene mio marito e io a dire a cucinare. Va bene, grazie assai. Ah, isso è fatto. Veramente. Ma che c'è la tendina aperta? Quando la chiudo, gente se passano, cappiano terra, virano, stai a casa a mezzo. Ma mia cognata Nella, che valigie! E che sta partendo, penso? Ma caro Dio fosse vero, me la passi mezzo bere? Ma... Speriamo con mi dire, ma se non sono venata sogno stamattina, questa gratafase ma bene. No, non c'è più, sei mio. Speriamo a Dio che fosse vero, veramente. Capisco perché? Ma mamma, io hai sentito stamattina? Pronto? Nella! Ah, tu sì! No, non ci sogno in casa. No. Sì, ti dico che sogno in casa. Come? A finestra? Ma no, ma che era io a finestra? No, ma che fai? Io mi canuscio. Sei indicato a lasciare nell'aereo che fare e poi mi sono uscito con in casa. Chi è? Nella! Ma se ti disse che in casa non ci sogno, perché insisti? Non ci sogno in casa al re, a finestra, non era io a finestra. Ti stai dicendo sogno usciuta. Senti qua, ci sentiamo domani, dopodomani. Ah, il cellulare mi squilla, dall'assare, ciao. Ora con matto, con Ibia di capa mattina. Il cellulare, ma io stamattina. Pronto? Nella, oh santo Dio! Ma possibile mai? Ti stai dicendo, sogno asciutta, in casa non ci sogno. Oh nera, io la finestra, insisti. Santo Dio. No, non insistere con sogno in casa. Basta. Dall'alzare hai che fare e mi squilla il mio citofono. Ciao. Dio, ma vedo che stamattina io non posso fare niente. Chi è? Bella! Oh, davanti! Ma chi è stamattina? Senti che mi arrendo io. Va bene, ti apro.
risale già quanto pisa pure. Ma lui dite quanto pisa? Avanti, già! Botta risale! Capite finalmente? Tanto ci voleva rapere, io non lo capisco. Ti chiamo e mi dici un gisogno. E perché mi dici un gisogno? Ma a proposito, ma perché mi dici congeli in casa? Non è congelai a piacere che vieni a trovare? Ma certo che ce l'hai a piacere! Una cognata come te non la dire a capitare, no, ci manca altro. E che stamattina io avevo un po' di che fare, e lui che ha la casa 8 e mezzo, ma gli a fare lo shampoo, avevo un po' di cose da fare. Ma tu questi valigie non la dire? Chi c'è? Sono in mezzo ai guai! Sì, mezzo qua, perché che è successo? Come è che sentito la salsitella? Lento, E hai un cuore brutto, che non me lo posso dare! lento, ma tu corri brutto, a te ti venivo meglio di mia, io ma per maritare a tuo frate che mi figlio meglio, ma per cortesia va. Come è dolore però, non me lo può guarire! No. Aspetta, mi faccio bene! Ci meno sta seggia, va. Ho cuore brutto, va. Tavia, ora che pensa? Ma questo è? Oh, Ma vedo veramente. oh, disgraziato, che sto ti vede? Voglio morire! Ma finito sta mia, che assomava pure in casa mia. Calmati. Ma che sto perché te la statia? Ma che schifo, No, sai perché? Perché sto con... È del nord, del nord. precisamente di Milano. Niente meno di Milano. E appena i suoi mi ammacettano. Ah no, e perché? Perché sapete che sogno una torrona del nord. Sì, del voglio morire. Ma la basta però, voglio morire. A tutto c'è il rimedio. Non ti scandare. Vero, cognata? Senti, allora se dici che a tutto c'è il rimedio, non è che ci vai a piacere che vieni a stare qualche settimana in casa tua? Va, casa mia, ma che dici? Ma quando mai? In casa mia. A tuo fratello non ce l'ho a dire, a tuo fratello, che tu vuole la sua privacy, le sue cose. No, cortesia. Ma poi io, che hai un casa, che posso avere stanze, che posso aspettare a te? No, non può essere. Cognata, vedi che io non è che pretendo tante cose. Tu basta che mi rune. A mangiare, a vestere e a dormire. Ma che intendere a mangiare, a vestere e a dormire? Peppa Pig, trova la soluzione, ma senti qua, non può essere. Senti qua, vedi che quando mossi mia madre mi fa tutto, mi disse, non ti preoccupare, soluzione mia, se tu hai bisogno, un posto in casa mia lo troverai sempre. Se tu non hai bisogno. Perciò va la parola di mio frate e non la tua. La parola di tuo frate, ma perché tuo frate che sta solo, o sta con mia? Ma poi io feci tutte cose alle mie spalle senza dirmi niente, ma proprio stiorno, che neanche abbiamo a nascere e che ne abbiamo a dire a puntare lo viaggio perché facciamo 25 anni di patrimonio, quando mai non può essere appena bene, però lo viaggio ci faccio fare io, non ti preoccupare che a tuo fratuzzo l'ha giusto io, non ti preoccupare, ti faccio fare un viaggio verso ospitale ci faccio fare. Senti qua, cognata, non ti arrabbiare, lo sai che mio frate è troppo buono, No, e poi troppo moriranne. Sì. Però a mio merestamente, poi ci sono tutti i cosi, viaggi due, fra Tuzza e Soruzza. Vabbè, poi per mio marito ci penso io, non ti scaldare. Me la sto io. Questo sarà un fattorino, sarà. Chi è? Sì, secondo me, aspetta che ti apro. Sono cose che mi sono scappato, Gino, ciao. Ciao, Gino. Buongiorno a tutti, E buongiorno a te. soprattutto alla signora Rosetta. È arrivato il miglior fattorino dell'Ibercoop
e le offre una. Mari, che bella, grazie, Gino mio, tu sei sempre gentile, però io la mangio te l'avessi dato lo stesso, tia, con o senza rosa. Comunque, grazie, grazie assai. Rosetta, solo perché lei quando mi chiama io mi precipito subito. Lo saccio, Gino mio, lo saccio quanto sei bravo. Ma questa bella signora che mi sembra così triste, Triste, ti presento il soprammobile afflitto di mia cognata Nella. Ma scusate, signor lei, io sono talmente triste in quanto pensiero mi lasciavo. E non è che manca voce di spremere parole. Sì, di spremere parole, dici ma punta sta qui. rilassata, chi si chiude, i titi vanno e vengono, il signore chiude la volta e capi con puntuni. E quando lo signore apre sto portone, la vista tenere sbarracchiato, e così un po' soffre i cristiani come a mia cognata Nella. Vedi come mi tratta un amo di dolore che ci mette dolore sopra il dolore. Ma perché delirizio? Mamma così pazzo. Signor lei, non è che per caso uno supermercato ne travaglia lei, c'aveva qualche anno di dolorifico come cuore? No, mi dispiace. E poi, i titi, Non ci penso, no, io mamma ci e poi molto di solo di sua. Ma infatti. E poi Che fa? Lo sapete? io non sono signor lei. Ah, no? Io mi chiamo Dino Dino e Fattorino e mi piace prendere la vita prima e alla fine. Piacere, guardi, che io aspetta un attimo. Ma chi chiama quello che si la cerca di figlia? Ma Dio mio, ma come ha capito sta sotto stamattina? Guardi, sono disgraziato, sto con la sa, un pene la sa, un pene la sa. Come dice? È super due. E lei mi si chiude. E poi una ricciotta che c'ho quasi pazza come a lei, un tiro, prima che amori. Ma vero, speriamo a Dio che morisse. Va, scrivemo sospesa, fammi sta cortesia, Gino, ma non che fare stamattina. Ciao, lavoro. Allora, comincio a scrivere. Sentimi, scrivi per prima cosa 1 chilo di spaghetti. 1 chilo di Spaghetti. spaghetti. Longhi o tutti? No, longa, a mia la pasta curta mi impinge tutta mezzerente. Sì, pure a me mi piace longa. E chi c'è curta ma pur pacca. Ah sì, certo, ora che la famiglia si è allargata, 4 kg di pastina. 4 chili di pastina. Esattamente. Poi una bottiglia di moscato. Di chi da buona però. Va bene, una bottiglia di moscato. Poi mi porti un poco di prosciutto. Crudo o cotto? Perché c'è differenza fra cotto e crudo? No, avremo solo due sapori, ma diversi diversi. Ah, Lei quanti etti di prosciutto voli? etti. Ma perché me la mangiare porcata io sto prosciutto? Me la mangiare comunque. Portamine 3 euro, però me lo porti cotto, così risparmio un capogas. A sto punto. È giusto? Ah. Poi, aspetta, e che mi serve poi? Piatti e bicchieri le pigliavo la settimana passata e ancora l'aio. In offerta so qui c'è. Aspetta, un poco di salame. No. Usavo i Napoli. No. Il salame Milano. Ma quale Milano? Che dici? Io voglio un salame siculo di un porco nato, cresciuto, pasciuto, là. Quindi portami un poco di salame di questo. Vabbè, va. Lanci cose veramente l'aio. Un coppo di carta igienica. Carta igienica. Carta Non igienica. poteva vedere. Già ci finivo. Ho mal tenuto per dire della tia, ma una volta che c'è mia cognata ora. Ti amo, bello,
non è che avevo problemi, ma senza mai Dio mi finisce la carta igienica che la faccio stare. No, e poi vieni a cercare di domenica. A me mi pare anche giusto. Senti cognata, io stai chiaramente un bagno. Perché ma che sistemare che non volevo questo combinata. Triste? Va. Vai. Va. Appena torno ti aiuto a cucinare, va Se bene? Dio vuole, va. Da rilassarsi. Allora, Poi è completo. Poi vado al supermercato e poi più tardi vengo. va bene. Però non me ne tanto tardi perché al momento si può dire che bene la marito. Va bene. E mi raccomando. Ciao, mi raccomando, no? E che è stato fatta? Perciò, con tutte le manicomi che ci sono aperte, mia cognata Nella, giusto casa, fa bene la ricoverata stamattina. Ma appena viene mio marito, però, mio, faccio nuovo, a Idro e a Sosoro pure. Ci faccio dire io, so cosa significa pigliare decisioni solo senza le mia. Tu sto soruzza, certo, una volta che passo soruzza, passo solo. Ah, si sta ritirando, si ballano le aule e spuntano le corna. Che? Non si saluta? Ciao. Veramente, allegrissimo. Ma che c'è? Chianci senza legnate? Ancora non hai visto niente. Chiancio per chi? 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 Ma perché Chianci? Si può sapere perché Chianci è? Caduzzo mio! Oggi mia! Vai frate mio, vieni qua, braccia che successe? Senti qua, Caduzzo mio! Sicilia tua moglie come mi sta questa lasciata, perché ignari se non parenti Oh, parenti figli, sì, ma non che mi affogare. Senti qua, Torindo, tu ci hai visto dire a tuo solo se ne va a dire qua, Io sogno triste, lo sai perché? Perché? Che ti è successo? Perché ti sta vindo a casa. Ma che? Ma Ti licenziato, non travaglio! Ti licenziato? Sì! Ma vero? O per finta? Vero! Madre mia, io male mi stai sentendo. Vittorino, quindi è vero. Madre mia, finì la vita mia, non mi mondo, finito. Turillo, Che c'è? ma tu che vuoi dire? Che io nella parrucchiera un cimozziriglio? No! E allora salone di estetichezza un cimozziriglio? No! Oh, ma e robe nuove o me ne posso cattare io? No, a comprare con chi ti chiami? Madre mia, allora vero la vita mia finita, io male mi sento. Come? Male mi sento. Mi sei capace! Dai, mi si presa, ci sta venendo! Mica bottiglia casciuta! No, mi sono cioccolate, che metti? Quanti cioccolate? Ma che cambia? Ma mi picchia te! Ma che marito a picciolini di parolazzi! Rosetta, paglia! Rosetta, non mi lasciare vedere, tu lo sai! Ti disse paglia! Rosetta! Dico, Rosetta, dimmi qualche cosa! Cornuto da basta. Da fare in sacchetta tutte lui! E tu ti divertiste, guarda l'uscito, dai che tembolate, Attile, come mi passava collera che mi sentiva male, mi passava tutte e due. Sì. Tagliami la faccia invece di piangere, una facista a coccobello. Torino mio, per cortesia finiscila. Mi licenziano sempre da tutti i travagli che faccio. Secondo me, nascevi disoccupato. Non Dio Pasquale che mi piace. Comunque, io mi sento male. E tu
un affare così, perché io non avevo forse manco di combattere con mia, pensa con tia, è tutto solo. È tutto solo. Cerca di finirla, calmati e vedremo se che c'è da fare. Ora non ti preoccupare, ora vedremo, ragioniamo e vedremo di risolvere la situazione. Infatti, ha ragione, Allora, ha ragione. a proposito, ma tu che ci fai a casa mia? E poi che la leggi pure? Come zitto mi lasciavo, perché quando c'eri stesso io sono una torrona del sud, mi fecero lasciare. È buono fici che si lavora in mezzo ai peli. Tu diceva sempre io, mangia l'altro paese, a sto pulentone milanese. E invece questo come finio? Che ti mandavo lì a fare un mi faccio fare, per favore. E ora la soruzza che sono io sola, senza zitto, non è che la puoi stare all'angolo di strada. Non mezzo lasciata, così passa un camion e ti piglia anch'io. Questa piglia anch'io. Sì. Ma me ne so pulisce, io quando vini qua, non mi volia, Il telefono quattro volte, il telefono, il cellulare, quattro volte, senza vedere la voce, a casa, Basta! Basta! Oh, tu sei il mesoro e io mia moglie. Tu hai lo stesso sangue e tu hai lo stesso portafoglio. è un culo. Tu hai lo stesso cognome e tu che hai lo stesso letto. Che ti pare picca. Una cosa sola avete in comune tutte e due. Ah, sì? E lo sapete qual è? Quale? Che mi rompite che abbassate tutte e due. Ma tu, con sto discorso che volesse significare che tua sorella vi sta restare qua? Sì. Ah sì? Sì. E allora sai che ti dico? Da questo momento in poi, chi ti si sta chiedendo a sistemare? Ma da questo momento in poi tu servimento da me non ne avrai più. Fatti servire in tesoro. È una minaccia. Ah! Fatti servire lì, che c'è tesoro, ora in casa, fatti servire A lì. tia ti pisa perché un tesoro. Se invece era tesoro, non ti pesava. Ma tu sai proprio come diceva. Come dici? Come dici? I parenti da parte del marito sono acidi come l'aceto e invece i parenti da parte della moglie rusci come l'umene. Non si sbagliano mai i proverbi, cara Rosetta. Ma avanti, avanti. Gli uomini a dire, Va. io però volessi sapere un'altra cosa, Tia. Ora che hai perso il lavoro e stipendio non hai più, tu a chissà come uccidere a mangiare? A sti 100 kg di carne sfatta. E tu sei una tanta salata diabetica. Io sono Zitto. io sono Non è una vero. salsa salata diabetica. Sì, non è vero, io mangio quando la citruzza a primavera. Ma mica ne scaglio. Anche tutto a primavera, però uscire come una carcarazza. Hai capito? Uscire, apri stamattina che mi fa sgolare. Apri stamattina. Ma che ci veristi da sta femmina? Che ci vedi nostra figlia? Tagliamo che vai da lì perché ma sennò me la fuga tua sorella. Ma mi dai a portare tutti noi. A me mi fai morale tu. Che ci dici questa figlia? E tu che ci vedisti? Da sto milanese che ti lasciava un'ora e crura. Che ci vedisti? Bello, bello. Era bello e ti restava bellezza. Invece io penso che 34 famiglie stanno mezzo lasciate. Questi giorni quando i proprietari dell'azienda ne venivano a comunicare che ne licenziavano e che chiudevano la fabbrica per fallimento, quasi quasi che incidiano. Però dice che le spese e le tasse del governo sono troppo assai. Troppo. Il governo invece di aumentare il travaglio che fa? Aumenta le tasse. E la ditta che fa? Scava stiolo, scava romane, sembra buono poi si va. La colpa è nostra che votiamo a sti politici senza cuore. Ma dico io, i ricci, sai come li fanno? A piacere ricci. E non ci interessa niente stasera i cristiani se li vanno a dormire capanza vacante. Ragione è, uno si fa una bella casuzza, come a chissà che bello, figlio proprietario, ma quando mai? I proprietari sono idri, una volta ci mettono l'imo, una volta ci mettono l'ici, una volta ci mettono una tassa, perciò chiamala come vuoi, se il popolo fissa la va a pagare. Anziché era una medaglia che ti facevamo una casuzza a forza dei sacrifici e un giorno mandiamo a casa popolare, ne mettono tutte queste tasse. Sì, Ma tu vero. lo senti in televisione quando i cristiani si ammazzano Ciao. perché non vogliono pagare le debite? Vero. E che fanno?
Niente. Niente, Non fanno niente. Sono mia. Su popolo non si sveglia, anziché andare in avanti, e un re, come vuoi dare? Ma che? No, poi mi spizza Va rapido, va. Io sono un poco... Sì, da non chiede già a vedere. L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano non era il verde melograno, però io sono andato e vero io sono tornato e subito ho consegnato. Ma ora un punto quello paga. Ma tu, così? Io sono Rino, detto il fattorino, e mi piace prendere la vita in rima e in allegria. Buono fai! Altrimenti te fottetini, sai? Invece io mi passavo pure a prendere i babbiari di scherzare e di ridere. Allora vi racconto una barzelletta. La barzelletta? Sì. E spero che io la faccio dire un po' io un po' a lei. Speriamo, perché qui stai unnata. Siamo di notti. A un certo punto si sente un gran botto. Boom! A maggio ci fa suo figlio Peppe. Chi fu tutto questo gran botto? Oh mamma, niente, mi carico pigiama. E il pigiama fa tutto questo gran botto? No, te ne ho di vita! Sei andata quasi in merda, Stefano, per favore. Ma com'è? Ma dimmi, ma lasciala qua. Come io a finire con la barzelletta? E tu la portasti la spesa? Lo pettavo, signor Rosetta è messa. Ah. E allora invece di sentire barzellette cerca di pagare il suo conto a Rino. Tutte cose ci sono. Aoni. Sì, Rino. Questa coglione me la rubare. Ma mangia, niente, picciole. Che vuoi? Mangia, niente, picciole. Mangia! Senti una cosa, ti aspetta un poco, mangi cognati, ma mattina ne va! Lei è più chiuso, perché io sono bravo, mi viene mangia, lei è più chiuso. Io sono per ma mattina, penso di passato, mattina ne va! Ma lei che bello, oh! Sogno più chiuso! Ma picciotta che cai, la mangia vuoi questo? Chi vuole la mangia? Ho permesso? Avanti! Papà! Zia! Ciao, zia mia, ma quando arrivasti? Che sorpresa! E chi sa qui? Questa è Liliana, papà, la mia dolce metà. Piacere, Turiggio, io sono il papà. Ma mamma, ora chiamiamo, perché non avevo un po' di... Sì. Rosetta? Chi c'è? Vieni subito qua, Rosetta! Non posso venire perché traffichio in cucina. Ti disse vieni subito qua, a dare una notizia bella. Ah, li conosco le tue notizie belle. Rosetta, vieni qua. Bella madre, che camufioso che sei. Sentiamo sta notizia. Ma figlio mio bello, figlio mio, gioia mia, vita mia, bello mio, gioia dell'uomo. E basta, che? Tutto toe. Gioia mia, figlio mio, vita mia, figato mio, cuore mio, vieni che semenza, ci amici io, sai. E quindi mi tocca che sai a me. Mamma, cerca di venire. Dai papà, mamma, ma volete finire? No, veramente. Sono arrivato da 2 minuti, già vi fate riconoscere. E sta ragazza? Vi presento la mia morosa, la Liliana. Piacere, io sono la mamma di Andrea. Mamma mia che bella saviciosa. Così sta, Grazie. mamma Vieni qua, senza vicino a me. chissà sì che è una sorpresa, veramente. Ma c'hai un cuore che mi palpeggia, candesta, mi palpeggia.
immagine, ma che bella sta piccola, mio, pare vera. Sciatiamo, Bella veramente, sta piccola, bisogna bella. il lavoro come a Roma, che si dice, nel campo dell'avvocatura come va? Non c'è da lamentarsi, il lavoro che faccio mi piace e non manca. Ah, meglio così. Meno male. E poi due? No, per favore non toccamo sto tasto. Non toccamo sto tasto perché non è la fresca. Mi licenziato non travaglio. E cari, ci vuole essere una mangia, disoccupation. La situazione nostra è veramente tragica. Vedi che ho messo la pignata. Modello mio, vedi oh, ma che ci fai, Luca? Ma si fa bene e si fa sicuro che l'uomo Italia va a prendere la cosina perché non vede gli astri tutto via. Per resto nella nostra famiglia siamo tutti bene. Tutti bene. Vero, hai ragione. Tutti bene. Ma poi Aida si muove. Ma zitto l'arancina che pera, zitto. Ma mi stai cortesia. Io, zitto di tu, che tutte e due me l'avete a pagare, tutte e due professori. Ti ricordo che mio figlio me lo sono fatto a mia immagine e somiglianza. A mia, che sogno la madre, mi ne uscì dall'apparato della ricreazione. Dai, no. Andate alla ricreazione. Facciamo lo scinecollo, capito? Vicino. Ma che c'è? Perché la tita la ricreazione con mia? No, allora No, ma non cominciate anche voi due. Non siete cambiate per niente. Sembrate il gatto col topo. Tomate siamo un limunico bicarbonato. Ce l'hai il cane, la posso digerire. E io, tu non digerire a mia, io non posso digerire a tia, ma manco se mi vivissi un litro di tubista liquido. Se ti beviste? No, volevo dire un litro di idraulico liquido. E comunque, visto che ci sono persone estranee, state zitte, non ti fare conoscere dalla zita extracomunitaria di mio figlio. Extracomunitaria, mamma! No, Ma che stai dicendo? Ma sai il significato? ma perché di Giappone? Extracomunitaria, non è che è fuori comune. Vabbè, però non è di Giappone, vabbè, comunque, non ti fare conoscere. Guarda che la mia ragazza è italianissima come noi. Vabbè, ma non è di Giappone. Presentati ai miei. Sì, come avete capito, io sono Liliana. Piacere. Dovete sapere che Liliana è una ragazza dolce e molto riservata. Sì. E soprattutto timida. Nonostante abbia girato per studiare, non ho ancora perso le mie attitudini regionali. Certo, capito. Ma come la conoscisti? Allora, ora vi dico come ci siamo conosciuti. Perché queste cose ci piacciono automatiche, è una spallettera. Faccio le cose di mio figlio. Vabbè, punta. Allora, mentre ero alla guida della mia auto, mi sono distratto e vado a tamponare nella sua. E si scoppiamo? No, per fortuna non è successo nulla di grave. Meno male. Ma nonostante lo shock, insomma, io scendo dall'auto, mi avvicino a lei e le dico: si è fatta qualcosa, signorina? No, niente di grave, grazie. E così tra noi è scattata subito l'attrazione. E dopo l'esito dell'ospedale siamo usciti a cena fuori. Tutto suo padre! Tutto suo padre. Mi ricordo questa cena fuori a triare. Tu a me mi guarda a cena fuori. Ma che ci fai capire questi cristiani che sono qua presenti? Ma tu che ci fai capire? Ma tu che mi porti fuori? Lascia che arrustere. A cena fuori. Da quel momento è passato un anno e non ci siamo più lasciati. È stato il tamponamento più bello della mia vita. Che cosa bella. Senti qua, Geremia, ma io un bacetto te lo posso dare? E senti, ti chiami Liliana? E ti posso chiamare Lilla? Ma certo, sì. Immagina che bella, che bella menona, che bella menona. Bella.
bello, bellissimo. Ama festeggiare su questo eccitamento, ama festeggiare, giusto? Io che chiamo, picchiolina. Io gli davo questa mattina che l'aveva fritto. Chi c'è? Chi c'è? Sei emozionata per i ragazzi forse? No, e ti parlano d'amore e a me mi viene in mente un tamponamento che mi faceva pezzino. Ella, a voi dire che prima che muore, un autotamponatore, un giorno. Cerchiamo come festeggiare. Ma scrivete, picchia dolce. Chi è? Il dolce in casa? Dai, biscotta zitta, catarallo, non è niente. No, io... Niente. Però posso fare una cosa, posso telefonare al supermercato, mi posso portare una mangiare dolce. Ci parli tu così? Perché? Io non ci parlo. No, per favore, per cortesia. Ma perché? Vabbè, ci parlo io, chi lo conosce a me, ci parlo io. Guardaci tu. No, ma signora, non si preoccupi, mi basta anche solo un caffè, sa come sono a dieta. Ma che dici, secondo me è un caffè, che fai tu? Nipotella mia, io pure sono a dieta, ma quando dolce ginnetto, va via posto? La zia. La zia. 47. Pronto? Sì, Ipercoppe. Sì, sono di nuovo la signora Rosetta. Esattamente, ma vi sta a mannare lo fattorino con una guantera di dolce. No, troppo rossa. No, una cosa media. No, dobbiamo festeggiare l'ozzitamento di mio figlio. Sì, arrivavo ora e portare una bella ragazza. Sì, una cosa mezza, anche perché minore è a dieta. Sì. E poi si scanda, sono giovani, e si scanda e ci vedono tutte le batuffole nella faccia. Sì. Va bene. Grazie. Aspetta poi altri. I batuffoli. Allora, al momento venerdino e porta le dolci, capisci? Ma che c'è? No, niente. Cosa caniace? Voglio sapere quello Niente. Vabbè. Allora, papà, mamma, cosa ne pensate di Liliana? Ti piace? Per mia è una bella ragazza, veramente. Sì. Ma poi a me mi interessa che vi volete bene, piace voi. Poi E che sono una famiglia giusta, come chi da nostra, gente per bene, non basta solo questo. certo, E infatti. per te, mamma? Per mia c'ho pochi, veramente. E poi è una bella ragazza, fine, saporita, zuccherata, sistemata, garbata. Mi piace assai, veramente. Mi piace troppo questa ragazza. Ma gioia mia, tu dove la trovasti sta bella ricciotta? All'uovo di Pasqua? Ma sì! Non lo vuole Pasqua, che? Ciondolino, peluche, che? Ma veramente tu tocca tutte le pila quando Non lo parlo. vuole Pasqua, zitta! No, senti qua, già mia voleva essere chiesto un complimento, perché quando uno trova una sorpresa nell'uovo di Pasqua non è una cosa bella, non è una cosa di preo, quindi voleva essere un complimento. Ah, sì, Signora, detto l'uovo di Pasqua, mi ha fatto veramente ridere, non Bene, avete ti capito dico. questa battuta. E Nadonasti che da picciotta si mise a ridere, solo tu non la capisci sta battuta, ma va. Comunque, che a fare? Sento che tu parli molto bene l'italiano, quindi sicuramente non si profugha. No, nel senso che parla italiano. Lo sei. Oh, che damage. No, voglio dire, va, tu sei siciliana? No. Potremmo fare come un indovinello. Vediamo se indovinate da dove vengo. Va bene, no, voglio prendere la così la detto. Allora, siciliana non sei. Allora sei calabrese? No. No. E allora pugliese? No, qua. No. A Isa, a Macchianale, a Chiano, là vicino a Napoli se c'è. A Campania. L'una sì, della zona di Napoli? No, nemmeno. No, ma allora già mia, tu di donne si va. Aspetta. Ma Agnata, alla fine dico quale regione è? Ti interessa ben poco? No, non mi interessa. Sì, posso spiegare la mano? Sì. A me mi interessa che a zita di mio figlio
Sì. Anzi, per Ignacio è nata figlia. Giusto. E tu devi sapere, cara Liliana, che io, vedi sta cartina geografica? Sì. Io amo tutta l'Italia, specialmente chi da meridionale. Ma poi, secondo me, di come parli tu, questi problemi non avessimo a dire, ma tu di dove sei? Di Milano. Di Milano? Come Milano? Papà, Oh, mamma, oh, Frito! che mi prende? Non mi fai scaldare, Non caro. mi sentite bene? Sangue mio! Ma dico, con tutte le femmine che ci sono da sto mondo, giusto di Milano te le devi dire a pigliare! È finita! Siamo negli anni 2000 e ancora vi fate mettere simili idiozie che i milanesi non sono gente come noi? Vi sbagliate! Non sbagliamo! E tu papà, che dici? Ah, ma tu dici? Pipì! Perché proprio a Mimì? La zizzita di Milano! Papà, ma come ti permetti di rubare il mio amore? Volevo che oggi fosse una giornata di festa per annunciarvi il nostro progetto di matrimonio. Di matrimonio già si parla! E poi vi volevamo proporre di volare tutti insieme a Milano per conoscere la sua famiglia. A Milano! Neanche a Milano! Ma che dice la madre? Ma che dice? Perciò proprio ora, chi tuo padre perse lo servizio, che noi avevamo soldi per accattare i biglietti e tirare a Milano. E poi io mi scanto. Ma io vi sai dire a Milano e ma vi sa bene che malattia patologica. Ma finisci, mamma! Andrea, io a Milano non ci vedo. Infatti. Perché parlavano in Italia. I milanesi non li sopporto. Ma io dico perché dice che odia Milano quando in realtà non c'è mai stato. Infatti. Questo è bello, va. Vero, non c'è stato mai a Milano. Però la televisione da io. E sto occupando a birra in televisione. Che Milano è una città grigia, fredda, la gente corre sempre, non salutano mai. Puoi mettere a confronto con la Sicilia, che è piena di sole, di mare, di cibo buono, e poi ne c'è un correvo. E camminiamo piano piano e salutiamo a tutti. Lo sai come ne dicono basa basa. Però, quando siete venuti a prendermi all'orfanotrofio, fra tanti, avete scelto me. Non vi siete chiesti da dove provenivo. Mi avete cresciuto ed amato come un vero figlio. Non mi avete fatto mancare mai nulla. Io sono stato fortunato a trovare due angeli come voi. Mi avete fatto studiare e sono in una posizione in merito vostro. E adesso, rifutando la mia felicità, mi sentirei abbandonato un'altra volta. Ma che c'entra questo discorso? Che c'entra? Che c'entra la madre? Scusate la mia introduzione. Ma Andrea non è figlio vostro? No. L'avete adottato? Sì. No, perché tutti in famiglia sappiamo che era figlio vostro. Com'è questo discorso? Com'è questo discorso? Che niente, un muliamo fare sapere a tutti che tuo frati... Che dice? Che tuo frati apre la silenza scaruta! Alla sinistra scaduta, che era? Io gusto era! Ma finì! La sinistra scaduta. Non è la verità! Poi io. Dai, amore, un po' lo capisco. Per colpa di qualcuno qua in Italia si è venuto a creare questa specie di muro tra nord e sud. Purtroppo devo dirti che anche i miei odiano voi meridionali come voi odiate loro. Mio padre è convinto di queste false ideologie sociali. Ora che ho visto la reazione dei tuoi, non oso immaginare che reazione avrà mio padre. Che cosa farà? Ah, che suo figlio! Che porta dolce! Ah, Gino mio, grazie. Permesso, auguri a tutti. Chi sono i figli? Noi. Auguri ai figli maschi.
Dove metti il vassoio di dolci? A me questi dolci già mi fecero altro. Perché non lo sappiamo se il suscitamento si fa ancora. Perché che successi? A ragazza e di Milano. Vero. È assurdo. Dobbiamo privare di amarci solo perché i nostri genitori la pensano diversamente. Amore, io a te non rinuncio. Vedrai che una soluzione la troveremo. Io a Idra non rinuncio. Madre mia, Risoluto, Risoluto. Ma noi andiamo a fare? Ci andiamo a pensare un figlio. E quindi? Se ne va a Milano. La manina a Milano? A Milano, ma chiede. E la manina a Milano? Basta! Oh, che davanti, veramente. La manina a Milano, come fa? Fino a restare l'occulto. Io... A me mi chiede fame. E pensa a me, chi che la pasta già? No, ho questo stomaco chiusa completamente. Il fatto è che i genitori di Liliana si sono affezionati a me. Ma non sanno che i miei genitori sono siciliani. E vedi che bella lista. La finite con queste cretinaggini. Ragazzi, voi li amate? Sì. No. Vi volete sposare? Sì. Allora voi non glielo dite ai tuoi genitori milanesi che loro sono siciliani. Quando li porti a conoscerli, vi pensate che sono stranieri. Loro non parlano e fila tutto liscio. Poi quando vi sposate, voi vi andate a casa vostra e loro se ne ritornano in Sicilia e vi sono tutti felici e contenti. Benvenuti al teatro, dove tutto è finto ma nulla è falso. Mangia veramente, vieni qua, buoni sono, non ti fida, Ciao, ciao. Poi vengo al supermercato e vengo a fare. Ciao, grazie. Ciao, grazie, fenomeno, grazie. Ma io non ci facevo questa polvere a Rio, veramente. Oh, veramente, perché non ci ho pensato prima? Sono laureata in spagnolo. Spagnolo? Sì, potremmo creare una farsa nella quale fare credere ai miei che i tuoi sono spagnoli. Spagnoli neanche? Sì. Ma se siamo appena italiani. Dai. Spagnolo. Ottima idea, amore. Sì, ottima idea. Però il fatto è che i miei genitori non conoscono affatto lo spagnolo. Ma completamente. Stai tranquilla, mo. Gli darò delle lezioni base per fargli capire lo stetto indispensabile. Lezioni? Sì, tanto assomiglia un po' al siciliano, basta mettere qualche S finale, insomma, si può fare. S finale? Sì, dai. Poi qualcuno è un po' più difficile, però facciamo una prova. Una prova? Hola amigos, ¿cómo estás? Con mia pelle? Sì. Io in estate vado solo al mares a Natales. No, ma non ho chiesto come stai. Allora, vediamo, facciamo un'altra prova. Ricordiamo quasi sempre una S finale. De uvas a peras. Chi se facile, dilla tu. Arrivo io. Allora, tu decisi che se ci metti la S finale da tutte le parole, è giusto? E quindi de uvas a peras significa Macedonia. Brava. Mi sento manicomio. Ma quasi sembra questo. Quasi sempre. De uvas a peras significa ogni morte di papa. Non dici che lì a fagiolo sta morte di papa. Tavola! E ma preparare! Ma che va a preparare?
No, è un attimo solo, signora, e qua dobbiamo fare qualche altra domanda, se no non imparerete mai. No, sangue mio, non è che ne potevo insegnare la pasta calata, ne potevo insegnare lo spagnolo ora. Amore, sono stanco per oggi. Tanto abbiamo una settimana per insegnarglielo. Ma Pensiamo che è meglio. infatti, prepariamo che è meglio. Avanti. Ma tu la pasta già la cagaste? Sì. Madre mia. Rosetta. Senti, gioia mia, non è che mi potessi aiutare se passate anche tu? Avanti. Per il giorno stasera neanche mi stanno a insegnare lo spagnolo. Madonna mia, ma io volessi capire veramente. Comunque, aspetta un attimo. Sì. Avanti. Ma tu siamo di famiglia, è la zia di mio figlio o nella zia di mio figlio? Avanti. No. Wow. Ecco qua la pasta. Ma le Di quello bottiglie. siciliano? Allora. Oh, mamma mia, quanta pasta! Quanta pasta, chissà, no, sangue mio, chissà niente, chissà l'antipasto. Poi preparavo un pochino di cazzilli, poi feci un po' di carne di patate, feci un po' di melenciani muttonati, e a te da basta chissà. Poi ho fatto un bis. Come minimo, infatti, sangue mio, dammi studiato, e neanche non sappiamo che giorno venivo, perché ma se no sicuramente avessimo preparato qualche altra cosuzza. Sappiamo che venivo. Ma mica sono pochi. No, sangue mio, neanche di solito siamo abituati a fare cose No, che stanno. da noi a Milano sarebbero bastato 2 dolcini per un evento del genere. 2 gettocini? Ma mi sto occupando fare niente, ma finiscila! Veramente. Noi in Sicilia siamo scarsi, ma tavola paese sempre ricca. Ricilo. Avanti. Hacerte la boca agua. Vedi, io dicevo, cassa, vuole un bicchiere d'acqua. No, io non capivo, sangue mio, tu canta se non c'è parlare potabile però. Mamma! Eliana, te tu la polina in bocca. Ma ci mi vicino però! Ci mi vicino! Forse non avevo capitolato. Ma che è francese, Io conosco francese. Tu? Sì, Francesio? Non studiare. Per esempio, per dire che cos'è, si dice che schifia è? Oh, s'il vous plaît, a basta se a rifriddè e ancora non si mangia. Oh, picciotte! Cristiano siamo francesi, domani cerchiamo di diventare spagnoli. Sapete che facciamo? Brindiamo! Brindiamo! Olè! 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 Se sbatte in Inghilterra trova tragica, esagerando fa un cicino, speranza veramente la magia, deve essere la canta la mia, oh mia bella Madrid, che te brilla la donna è vicina. Sì, una bella doccetta era proprio quel che ci voleva. Dopo una settimana di lavorare, ora finalmente mi tocca riposare. Ma dov'è l'Ambrogio? Ambrogio!
Ambrogio, dove sei? Vieni qui. Signore, mi dica. Ah, ma dove eri finito? Cosa stavi facendo? Guardi, mi trovavo nella cameretta della sua ragazza e stavo sistemando le bambole. Sì. Me l'ha ordinato sua moglie. Di far cosa? Le facevo il bagno. Ma chi? A mia moglie? Ma no, signore, alle bambole. Ma te guarda come parli, esprimiti meglio. Certe volte mi sembri, come ti devo dire, un pirla maggiorato. Dai, renditi utile, vado a prendere i giornali che mi voglio informare. Certo, sicuro. Veramente sta più moderna. Una bella Madonnina che te brilli di lassù. Arriva. Ecco signore, grazie. Guardi, li ho Bella presi Madonnina. più di uno. Sì. Decida lei. Corriere c'è? Il Corriere. Bene. Adesso mi voglio proprio informare. Senti, questo fatto che mi sono messa a cantare stamattina mi è venuto come se mi stanno asciugando le papille gustative. Mi porteresti per favore un bel bicchiere d'acqua, Certo. Mi raccomando, non esagerare, come al solito tu. Va bene. Mi raccomando, deve essere anche tiepida, la temperatura ambiente e liscia. Arrivo Così subito. deve essere. Ma guarda quante cose sono successe stamattina. Scappano, mamma mia. La Madonnina che te brilli lassù. Ecco a lei, signore. Prego. Ma Ambrogio ti avevo raccomandato poca acqua, ora che devo fare con quell'acqua in più, che hai fatto? La butto, che Ma no, dai. signore, la userò per risciacquare le bambole. E lo sapevo che te sei un pilla che devi fare sempre queste battute e invece mi fai nervosire quando fai così. Cerca di rimanere al tuo posto, Io ti Certo. pago per lavorare, non per fare le battute. Guarda, quando succedono queste cose mi incomincia a nervosire. Leggimene un pochettino te le notizie, va bene? Va bene. Va bene, dai. Ah, dimmi, ma che ora si è fatta? Sono le 21:02 minuti e 40 secondi, signore. Si fa tardi, andiamo a aspettare gli ospiti, ancora non sono arrivati. E sa mica la mia Shura, mia moglie, Donna Sofia, dove è andata? È andata a fare shopping. Andata a fare shopping? Ma chi, mia moglie? Un'altra volta? Sì. Ma questa è la terza volta sta settimana che va a fare shopping. Io non le capisco, ste donne. Le donne sono fatte così, loro spendono e noi mariti dobbiamo pagare. Ma fanno girare l'economia, però. Sì, a me fanno girare altre cose, altro che economia. Leggi un pochettino le notizie, ma veramente, ancora a far shopping la Giuda. Ma che stai facendo? No, niente, signore, guardi, stavo cacciando via 2 mosche, onde evitare che si crea una moschea in casa. E io te lo dicevo che te ti piacciono queste battute del firla, del mega, vai. Fammi sentire, dai. Allora, vediamo. Milano. 2 uomini rompono in banca e portano via il bottino. Ecco. Appena fuori dalla banca i carabinieri arrestano 2 rapinatori. Sì. Sono siciliani. Te pareva che non erano siciliani. Quando succedono cose brutte, chi ci sono di mezzo? I meridionali e i siciliani in particolare. Ai. Caro Ambrogio, questi meridionali, sti terun, sono la nostra rovina. Vai avanti, ma che notizie, veramente. Politica, sentiamo. Niente tagli agli stipendi di giudici e parlamentari. Sì. Asserisce un parlamentare Sì. che i 90.000 euro l'anno sono pochi rispetto a ciò che loro fanno per noi italiani. Ma ho sentito bene? 90.000 euro? Certo. E non gli bastano? No, lavorano per noi. Lavorano per noi. Lavorano Noi, molto, caro Ambrogio, una vita da lavorare per avere poi una diretta di pensione e questi non gli bastano 90.000 euro. Sì. Ma vedi, quando io sento queste notizie, io dico che questa politica ormai mi fa schifo, mi spuzza di merda. Va, sai che ti dico, cambia argomento, vedi se c'è qualche notizia sportiva. Beh, questa sicuramente è eccezionale. Stasera c'è grandissima attesa Sì. per il match tra Milan e Palermo, signore. Lei non me l'ho dimenticato! Questa sera c'è il mio Milan, il mio grande Milan, contro quei Teone, i palermitani. Ambrogio, li faremo un pulcasini, me l'ho dimenticato, vero? Oh, mi scusi, signore. Sì, vedi chi è. Vado al telefono. Io tante cose me lo dimenticato di avere tempo di vederla la partita. Sì, pronto?
Signor Pierpaolo, certo, lei è un suo amico. Sì, sì, certo, Sì, sì. arriva subito. Signore, è un suo amico. Ehi, Prego. pronto? Ui, Carletto, ciao, come va? Ah, io bene, bene, dimmi. Mi volevi invitare al compleanno del Giovannini? Ah, vero, quanti anni fa il vecchietto? 60. Bene. E volevate festeggiare al bar da Matteo? Ma te ringrazio, veramente una cosa bella. Sì, però non è possibile. No, devi sapere che oggi vengono i genitori del moroso, del fidanzato di mia figlia Liliana. Sì, vengono qui. Sì, no, brave persone, veramente. Che dici, scusa, ma quali meridionali? Meridionali non scherzano mica. Cioè, lo sai che io sento la scusa dei terroni a 1 chilometro di distanza. No, sono persone, non so, mi hanno detto che non sono nemmeno italiani. Certo è strano, perché il figlio parla bene l'italiano. Si dice che sono spagnoli. Va bene, io ti ringrazio, ma lo sai che è stata veramente una bella idea quella, ma mi dispiace, sarà per la prossima. Ti raccomando, bevete un gotto di vino per me. Ciao. Che simpatici sti amici miei. Mi hanno invitato al compleanno. Guarda che è arrivata la sura donna Sofia. Ma da dove vieni? Dal mercato dei profughi vieni, guarda. Pierpaolo, Che ho c'è? fatto solo 2 compere, 2 spesucce da niente. E tu hai fatto 2 spezzucce? Sì, No, speriamo, scusa. non lo so, ogni volta che mi spendo un capitale. mi spendo, Dai, su, ma io sono sempre la moglie del commenda, non posso andare in giro con 2 straccetti, né? Scusa un attimo, Ambrogio, dove sei? Ambrogio, senti, fuori ci sono 2 pacchettini, potresti portarli dentro casa, C'è grazie. ancora altra roba, mamma mia. Ma dai, Pierpaolo. Io pensavo che eri limitata a comprare tutte queste cose. Ma quando mai? Queste sono piccolissime cose. Me le immagino, ma No, grazie. ma lo vedi quel povero Ambrogio, non ce la fa nemmeno a portare a caricare. Ma cosa ha svaligiato? Il centro commerciale grazie, ha svaligiato. Grazie Ambrogio. Ma veramente, io non lo so. Guarda Pierpaolo, è la stagione del daino e io non potevo farne a meno. E allora cosa hai fatto? Guarda, ti piace? Ah, non mi dire. Che cos'è, nuovo? Sì. E di che cosa hai fatto? Oh, è fatto con la criniera del daino. Ah, con la criniera del daino! Sì, ma non hai visto, guarda. Vediamo, Guarda questi, guarda questi guanti come sono belli. Belli. E di che cosa sono fatte questi? Pierpaolo, sono fatte con le zampette anteriori del daino. Il zaino, le zampette anteriori. Ma vieni, questa è la chicca, guarda. Che cosa c'è? Guarda qui. Anche le scarpe? Guarda, nuove? hai visto? Sì, certo che ho visto. guarda, mi sono subito piaciute, tant'è che le ho indossate subito. Sono fatte, lo sai, con che cosa? Lo so, dimmi. Sono fatte con le pelle delle zampette posteriori del daino. Se le avevi adoperate per i guanti ti erano rimaste le zampette va bene, per Paolo, ma dai, ma su. che, non mi dire, che cos'è questo? È un portachiavi. Ed è nuovo pure questo? Sì, una ma un odore particolare, ma fa spuzza, ma non mi dire che questo magari è fatto, aspetta che te lo indovino, questo è fatto con la pelle delle palle di quel povero daino e lo avete sfogliato vivo, l'avete sfogliato. Pierpaolo, quando fai così sei peggio di una colica fratturata dei Paesi Bassi, te capì? Quella Perletta, parlami in italiano stampatello che io non te capisco, che mi volevi dire? Che hai rotto le balle, te capì? Te mi ha rotto le balle a me invece. Sì. Ma non vuoi capire che voi donne là dovete finire? Voi siete veramente la rovina di noi uomini. Voi siete lì sempre a spendere e noi mariti a pagare. Voi vi piace apparire, farvi belle, comprare tante cose per riguardare roba nuovo. Quella, con tutte queste spese, mi vuoi far finire col cul per terra? Shura, dai, smettiamola. Commenda, vieni qui. Quanto sei polemica, Polemiche, la verità. Stai calmo, se no te si gonfia la prostata. Quella gonfia sempre. Senti qui. Allora, mio caro, io so quando e quanto spendere se ci sono i ghinghì. Ma se non ci sono i ghinghì,
Allora, sai che ti dico? Ciao, te capì, testina! Ci sono, in ogni caso li devo sempre uscire io, i ghin come dici te. Ma io la soluzione l'ho trovata. Tu sai che faccio adesso? Che fai? Te sei questo la carta di credito e così voglio vedere. Madonna, Ma va, sei sempre esagerato, vai, non ti voglio vedere. Ne prendo pure il mio pacchettino. Sì, ma dai. Sì, sei polemico. Ambrogio, vieni qui. Ero impegnato. Ti devo far portare di nuovo via tutta sta roba. Va bene, abbiamo gli certo. armadi pieni di fesserie comprate da mia moglie, mi fa spendere un patrimonio. Portami via dall'altra parte. Ai, te ringrazio. Veramente oggi doveva essere una giornata tranquilla, doveva essere. Gli ospiti e invece mia moglie e quel maggiordomo con le sue battutacce me l'hanno rovinata, ma che vadano a quel paese, vadano. Qui hanno suonato, possibilmente sono gli ospiti, ti raccomando, chiunque sia falli aspettare, falli cambiare, va bene, accappatoio. Sicuramente. Vai. Prego. Oh, signorina Liliana, quale piacere. Non ci vediamo da molto tempo. Veramente, ti Ma sono tutto molto bene? bene. I suoi studi? Tutto bene? Sì, grazie. Bene, sono contento. Come leggi sempre il giornale del papà? Favolosi. Ok. Sì. Ma è sempre bellissimo. Ogni volta che vengo è sempre come tornare Hai visto? bambina. Abbiamo cambiato qualcosa, la Sì, mamma sì, vedo. soprattutto, che lei la poltrona nuova. ama fare shopping. E papà non è molto contento, No. però fa niente, fa girare l'economia. mi ricordo quando eravamo piccole che andavo a fare shopping con la mamma e Sì. poi sarebbe sempre. Va lui è sempre Sì. così. Comunque ci barcameniamo bene, dai, Bene, tutto bene. sommato, cerco di gestirli al meglio. Una sorpresina. Ora appena arrivo. Sì, sorpresa sì. Ma li aveva avvisati che sarebbe venuto? Sì, dai, lo sanno, ora... sì? Sì. Bene. Comunque, niente, adesso tra qualche attimo arriva perché è impegnato in studio, stavo facendo Quindi il qualcosa. papà è impegnato, la mamma? La mamma sempre dedicata allo shopping e a momenti arriva anche lei, Va bene, sicuramente. ok. Va bene? Comunque mi raccomando, non molli i suoi studi, No, continui oddio, in questo io modo. studi. Va Poi bene? Ho portato anche il mio ragazzo No, e davvero? con la sua famiglia. Wow! Sì, Quindi avrò il piacere anchio di conoscerlo. Certo, ora Bene. mica poco. Staranno arrivando ormai. Bene, sono contento, perfetto. Bene. Sono sempre contenti quando gli faccio le sorprese. Mi raccomando, non chiedo soldi a papà, No? Lo lasci stare, Ah. perché se... Oh, guarda! Ciao papà! Ma che bello! Bellissima Liliana mia, veramente sempre Oh, più grande, più grazie, bella. papà. Si vede che hai preso del tuo padre. Papà, mi raccomando, vedi che c'è Andrea con i suoi genitori. Ti ricordo che sono stranieri, quindi parla lentamente e piano, va bene? Non ti preoccupare, ti faccio fare bella figura. Grazie. Guarda che male. Sì, vado e ritorno, Vai. Ma così lo dobbiamo dire la mamma. Sofia vieni qui quando la Ma che hai da urlare così tanto? Qui, ma lo sai chi è arrivata? Chi? Nostra figlia, la Liliana. Ma dove? E dove era? Qui è andata via. Ma che la mia Lilina, ciao! Ma come stai? Mamma, ma che ti prende? Niente tesoro, è la gioia. Piango a secco per evitare che mi si rovini il trucco. Dai, guarda che arriva, Chi c'è? Guarda. Oh, Andrea! Buonasera, quale piacere. Ciao carissimo Andrea. Come va? Bene. Allora, ci sono i miei genitori, li faccio entrare? Certo, li abbiamo invitati per questo, dai, su Palermo. Un po' timidi. Non ti preoccupare. Prego, entrate. Questo è mio padre. Salvelo! Piacere, Tuitus! Sofia. Prego. Grazie. Questa è mia madre. Oh, Piacerito. bella donna, bella. Grazie. Sono Rosetta. Sofia. Sua moglie. Prego. Grazie. Oh, piacere, cara signora, ben arrivata, cara signora.
Piacerito, mi chiamo Nella. Nella. Piacerito, e sono zittita. Simpatici. Piacere, Nella. Ma prego, accomodatevi. Ambrogio, le cadreghe per Certo, i signori. assolutamente. Grazie, signora, ma il pitito mi viene fatto aceto solo stomachito. Prego, signora. Grazie, anch'io. Sì, aiuta. Dai, ti aiuto anch'io. Prego. Grazie. Liliana. Comodi pure. Grazie Prego. Oh, che bello, che piacere. È proprio un piacere vedervi. Che bella famiglia. C'est moi, Ambrogio. La signora aveva detto di portare le cadrega. Ma che cazzo allora si è portato le seglias? Porta di mangiare, se. No. Sì. Vai, Ambrogio. Sì. Penso Dai, io. mi spiego, no. Aspetta, le cadreghe sono le sedie, non roba da mangiare, capito? Ah, buttandosi nella miseria! Avevo capito malamientos! Sì, infatti, ma sono sicuro che ci inizieremo frequentandoci a capire meglio, a comprenderci. No, non ci vede. Una volta che siete arrivati vi volevo far assaggiare qualcosa di buono, Ci mancherebbe. avranno un po' di appetito, qualche cosa di buono, di stuzzicante. Ambrogio! Delle nostre parti. Signore, mi dica. Senti, perché non porti quella specialità, quella che avevamo preparato per i nostri ospiti? Certo. Senz'altro. Vai che hanno un po' di appetito. Va bene, senz'altro. Paolo, Dimmi. io te quiero escuchar se el nostro italiano sea un poquito españolito. Sì, ma non ti devi preoccupare, caro signor, che io ancora non ho capito bene come si chiama. È difficile dire tutte queste cose. Va bene, ti chiamo Turi, arriviamo prima, dai. Devi sapere, caro Turi, che io per amor della mia Liliana, che voglio tanto bene, vi avrei accettato, guarda, anche se eravate cinesi. Sì, Io manco io. Guarda che vedo una cosa, scusate, Rosetta, che meraviglia! Lady Smith, get is you. Ma che cazzo allora lì? Nera! Ah, ma la signora Sofia si riferisce alla pelliccia del gatto. Vuole sapere se il Ketz, che in inglese significa gatto, è tuo. Ah, e dice di altro mi regalaste. La dovresti ora, dopo 10 anni. E ma facesti mettere giusto il cuore a Milano? Non lui ti fa freddo. Ma finisce. E signora, no. Questo Ketz è di mio marito. Riprendisci di sto Ketz che mi hai regalato, va. Ma che sono? A me mi piace tanto, lo posso toccare? Prego signora, con mucho piacere. Qua Sofia, lascia stare, dai. Anche se siamo a Milano e abbiamo cambiata lingua, se tu hai sempre le corna lunghe. E la chicchezze. Va bene, non è successo niente. Ambrogio, vieni qua. Bravo. Prego. Ha portato Ecco il famoso dolce. Sì, quello milanese, Sì, la nostra specialità. Prego signori, assaggiate, sono sicuro che finalmente Ambrogio, portami il giornale. Grazie. Prego. Sì. Attenzione a non sporcarvi, che c'è un po' di zucchero a velo. Bene. Vieni. Assaggiate. Grazie. Signora, che aveva fame. Prego Nella. Prego signorita. Sì, al papà. Grazie. Questa bene, mi fa piacere che lo state gustando, No, ancora no. Ah, no, bene. Ancora no. Aspetta, perché qua è lunga la cosa, Allora, tieni questa tua. Grazie. E allora, buono.
fragrante. Allora, cari signori, avevate mai gustata una torta meneghina come questa? E dico, è così buona che sono sicuro che mi leccherete i baffi. Sì, io la settimana scorsa che cosa? Dal salone di estetichezze Pure io dal salone di freschezza mi levo le baffe. Io mi sono accorciato solo la barba e i baffi prima di partire. No, avete capito male. La meneghina è il dolce che state mangiando. È un dolce tipico milanese. Scusate i miei genitori, fraintendono le parole. Papà, mamma, fate attenzione a quello che vi dice il papà di Liliana. Non fate casino. Andrea, non ti preoccupare, vedrai che prima o poi troveremo una soluzione e ci comprenderemo meglio. Comunque, signori, vi è piaciuta la nostra meneghina? Very good! Troppo buono su questo dolce. E io ringrazio a nome della mia sagrada famiglia. Grazie. Allora, prendi i piattini, dai, buon veramente, devi sempre farlo. Sì, mi viene bene veramente. Ambrogio, ma dove esses i cesos? Amore, dove cazzo stas? Zia, non farti riconoscere. Scusatela, vuole sapere solamente dov'è il bagno. Scusa tu al nipotello, ma il camarero non mi aveva capito là. E io, per non dover dedicarmi di sopra, mi sono esprimuta in parole povere, capito? Allora, guardi signora, lei non deve fare altro che imboccare la prima porta a destra, dopodiché troverà una seconda porta a sinistra, fa 20 metri e trova il bagno. E prima non mi piscia prima di sopra! Prego. Se io sapia che aveva a fare tutta sta sciata per dire a pisciare, non mi buttava un catetere. Rosetta, tutto bene? Sì. No, perché ho sentito che diceva che aveva bisogno, non so, di un catetere. No. Dicevo sia mio marito, che belle queste catetere. Che belle. Ma quando mai, cara signora? No, ci spieghiamo meglio. Lei deve sapere che qui da noi al nord, nel nostro bel nord, queste di qua dove siamo seduti, le sedie, noi le chiamiamo le cadreghe, le capite? Cosa volete da bere? È acqua. Acqua. Noi l'acqua la diamo alla gente che sta all'ospedale. Che sta male. Ma che cazzo allora sa l'oredetas? Mamma, per favore, si dice muchas gracias. Attenzione alle parole. Scusi-moi, figlio, ogni tanto entro in confusione, capisco malox. Adesso spiego io. Io volevo dire che per un'occasione del genere, per un fidanzamento dei nostri figlioli, ci vuole qualcosa di più buono, di più forte, qualcosa di particolare, non certamente l'acqua. L'acqua la facciamo bere alla gente che sta male, che sta Ambrogio, dove sei? Ambrogio, vieni qui. Senti, vai a prendere, sai quell'ugoletto, quello che abbiamo trovato in montagna? Quello della Valtellina? Sì. Baulio, penso io. Lo volevo fare assaggiare ai nostri amici. Certo, Mi raccomando, Ambrogio, nella nostra cantina quello particolare, sì, chiaro. sì. Va bene. Ma, Prego. aspettate. Oh, Nella, tutto bene? Prego. Io quando faccio la plim plim mi sento bella dentro e pulita di fuori. Ma lei quando andate in bagno, ma sembra ingraziata con suo marito? Veramente?
dire la verità, è vero che mi fa arrabbiare. Ma lei come fa a saperlo? È per caso una veggente? No, è che io guardando so avere visto che giravano le palle del lampadario. Ma no, quelli sono i ciondoli di cristallo che quello... Comunque ha ragione, sì, perché quando mio marito va al bagno mi fa veramente arrabbiare, perché quando fa i suoi bisogni non c'entra mai il buco, una volta va a destra, una volta va a sinistra, ma è la verità che Paolo... Tranquillo amigos, è una cosa normale per noi che tenemos il pistolón. Ma quale pistolone? State zitto, va. Tu hai un pistolino e ti finisci nel calzino. No, il calzino. Dai, su, e basta con questi discorsi. Mamma, hai visto che bella la zia di Andrea? Sì, è un po' baciarotto. È bella, però bella. Cara nipotella, io sono Bungias per colpa della menopausa. Sorella, io te lo dico sempre, se vuoi dimagrire, anziché meno pausa, devi fare più pausa e vedi che ti dimagrisce il culito. Papà, ma che dici? Nemmeno sai quello che hai detto. Sta zitto. No, ma Andrea non ti preoccupare, vai tranquillo, qua siamo in una grande famiglia, però una curiosità me la devi togliere. Io vedo che te parli così bene l'italiano, invece i tuoi genitori, i tuoi parenti parlano questo spagnolo, ma cosa è successo? Come mai? Mi dovresti raccontare? Siamo della stessa regione e siamo della Siviglia. Siviglia. Sono di Siviglia, ecco. Signor Pierpaolo, sì, dici. La verità è che io sono nato in Italia, ma sono stato abbandonato in un orfanotrofio. Povero figlio, lo sapevi? E loro sono i miei due angeli che mi hanno adottato. All'epoca papà Turillo aveva una ditta in Italia, poi loro tornarono in Spagna ed io rimasi in Italia a studiare. Mamma, papà, vi voglio tanto bene. Andrea, questo tuo racconto di vita è molto emozionante. Guarda, meglio di vedere una puntata di 100 vetrine. Scusate, vado in bagno, mi vado a rifare lo scoop. Ma basta ora questo rottorio, basta, Andrea, devi essere contento. È bello quell'azione che hanno fatto i tuoi genitori adottandoti e prendendosi con te da piccolino. E poi adesso devi pensare che anche l'amore della mia Lilli e hai trovato con noi una nuova famiglia, devi essere contento. Bene, e allora, ma cosa fa sto pirlone del tuo papà? Piange ancora? Ma dai, smetti. Piango in spagnolo! Ma non l'avevo capito. Vedete, signore, io e mio marito amiamo moltissimo il nostro Andreuccio, lo amiamo con tutto il corazone. Allora, sì, caro signor Turi, ecco, mi viene bene. Io ho sentito adesso la tua storia emozionante che te eri qui in Italia a lavorare prima, ma di che cosa si occupa la tua azienda? Di che cosa si occupava meglio? Cosa faceva? Dai, raccontaci un pochettino. La mia azienda è come la mia regione, sì. È fondata sulla disoccupazione. Ma per favore, fratello, stai zitto, non fare farfallone. Mio fratello ha detto uno scherzamento. Lui aveva una ditta muratoresca, poi fallita e gli è rimasta in mano solo la cazzola. E va bene, su. Pierpaolo, lasciamo stare questo
queste cose tristi. Dobbiamo brindare per augurare tanta felicità a questi nostri ragazzi, per cui dobbiamo bere questo cuorino che ha portato. Dai. Allora, Ottima idea. Nella, sicuro che ti piacerà. A me quello bianco. va bene. Sì, sono uguali, cambia forse Sì, quello bianco. Non è che mi ispirasse tanto, dai. lo porti a me. Sì, Paolo. Grazie. Ecco qua. Bene, allora ci alziamo che Ci alziamo e prendiamo. Allora, auguri e tanta felicità ai nostri ragazzi. Auguri. Ma è vero che buono, meraviglioso. Specialità. E la Liliana ne vuole una bottiglia pure lei. Anche due. Buono. queste sono le cose della Analisi dell'orino. Ci vuole Ma Rosetta, mi chiedevo sempre, ma come mai non ha potuto avere figli? No, è perché mio marito avere una cosa c'è a dire però. Mio marito volesse dire avere la semenza scaduta. Hai capito? Scusate, ma mia moglie avere sempre lingua longa si fa i fatti suoi e poi mi fa girare le caldaroste e mi fa venire un incazzamento. Tranquillo Turi, non ti devi preoccupare, perché le donne sono fatte così. Ma ti sembra che qui mia moglie, donna Sofia, ti sembra che è diversa dalla tua? Sai quante volte mi fa arrabbiare? Quante volte, come dici te, mi fa girare le caldaroste? Pensa a quelli che mi fai girare te a me. Ma non ti lamentare. Sì. E invece di arrabbiarti di queste cose, perché non dici ai nostri ospiti cosa hai preparato di buono per questa sera, per la nostra cena? Sì, ho preparato la mia specialità, ho preparato la polenta. L'avete, cioè, vi piace la polenta prima di ogni cosa? L'avete mai mangiata? Io mais. Io nemmeno, per me è un po' lentas. Scusate, ma non è meglio che facciamo un po' di pasta spaghetti con aglio e olio oppure se pasta con le sardes o meglio ancora che so, una caponatina che ci ricorda le nostre regioni? No, da noi non si usano questi cibi. Appunto lì Sì, se volete possiamo preparare un bel risotto alla milanese. Brava, milanese, gioia mia, io ti ringraziamento, ma non dicesse meglio fare una cosa alla sivigliese, volessi dire anche spagnolese. Ascoltate, esco e so dove trovare il buon cibo che voi possiate mangiare. Bonus. L'importante è che fate bravi, intesi? Certo, avvelita siamo. Signora Sofia, prego. conosco le abitudini dei miei genitori. Vorrei che non si sentissero male mangiando altro cibo. Come mai? Siccome di recente hanno avuto una forte allergia. Come si chiama questo? Antimilanese Si dice celiachia. Celiachia, saperlo prima.
prima avrei preparato qualcos'altro. E potremmo andare fuori a prendere qualcosa per loro? Certo, ci faresti un favore. Amore, mi fai compagnia? Sì, andiamo. Sì, andiamo subito. Andiamo presto. A fra poco! Mi raccomando a voi tre! Andrea! Venite presto. Sì, arriviamo. Bene. Guarda, una volta che i ragazzi sono andati via, dai, avviciniamoci, vediamoci qua, perché non mi vai a prendere quel libro che sai. Bene, cari amici, cari ospiti, una volta che siamo seduti, ecco che i ragazzi non ci sono, io vorrei cominciare a conoscervi meglio, ecco. Ma toglietevi una curiosità, ma voi siete proprio spagnoli? Ah, certo, che siamo spagnoles del sud. Ma perché? Non si vede, non si sente. Io pure sei spagnoletta. Noi dire sempre verità. Certo. Se noi dire bugie, morire tu. Che cari, Simpatico, sì. E invece, cari ospiti, io invece volevo fare un giochino. Perché anche io e la mia Sofia volevamo imparare la vostra bella lingua. perché prima l'inglese non mi ha capito. No, e allora volevo farvi qualche domanda così noi si capisce meglio sì, e ci potrei comprendere esatto. meglio, vero? No, ma non è facile la lingua. Ma una cosa semplice, niente di preoccupante. Va bene, dai, cominciamo con la signorina Nella. Nella, sì. Nella. Sì, questo sì, è facile, dai. Dunque Nella, se io a te ti dico buenas noches, te che mi rispondi? Se me la puerta, las noches, las saggios. Altrimenti come facete a sapere se è buona la noche? Devi provare tu, vedi, un'altra cosa. Va bene. Vedi. Allora, Rosetta, una domanda semplice. Grazie. Rosetta, come estás? ¿Cómo estás? Fagilos. ¿Cómo estás vicino Milano? Ma giusto si era. Adesso tocca a te. Tu dai, cambiamo cosa, facciamo. Se invece a te gli diciamo, hasta la vista. Dai, tu che mi rispondi? Hasta la vista. Sì. Non l'ho vista l'asta con la vista e mi sono sdirrupato su longo. Vero, sincero, c'ero pure io. Faccio l'ultima io a Nella e così vediamo un po'. Allora, me llamo Sofia. E tu come te llamas? Pijamas, a tanti fiorellini e pesciolini. Solo che a me mi mancano tanto gli uccellini. E invece il mio pijamas è di pura lana virgines, perché sento molto freddo. Il colorito è molto bellino, è rosa porcus, è saporito. Basta, bene, cosa dobbiamo dire? Sapete che vi dico? Che esame superato! Tutto buono e benedetto! Ambrogio! Mi ha chiamato, signore? Sì, l'ho chiamato. Senti, fammi un favore. Perché non porti i nostri gentili ospiti a visitare la nostra umile dimora? No, c'è bisogno. Ma no, Rosetta, a me fa piacere che te visiti la mia casetta. Non sono mica gelosa. Ambrogio poi è bravo, No, ma quando mai? Dai, su. Facciamoci Cleos, dai. Ti raccomando, falle vedere tutto, la cantina e anche il nostro parco macchine. Benissimo, Facciamoci un po' di Cleos. Non vedi che sono Prianendos? Andiamo. Ma se non vuoi finire sta casa, per forza.
Grazie Ambrogio, ti raccomando. Benissimo, prego. Ambrogio, bravo. Grazie, Sofia, ma te pensi quello che penso io? Purtroppo sì, Pierpaolo. Abbiamo fatto delle domande stupide, semplici. Sì, in spagnolo loro non ne hanno indovinata nemmeno una, tutte sbagliate, non so come. Sbagliato. Io incomincio a avere qualche sospetto, io comincio a sentire spuzza di terronia. Io non vorrei che la nostra Lili ci sta facendo uno scherzo, perché se è così, qua finisce male, ti dico Sofia, finisce male. Uè, Pierpaolo, dai, stai calmo. Tu sei fissato con i terroni. Vedrai, guarda Pierpaolo, magari sono spagnoli di periferia e quindi parlano un dialetto come succede anche dalle nostre parti. E dici così? Sì. Ma speriamo che sia così, ma se non è così, veramente finisce male. Dai. Che ore sono fatte? Ora quasi. Guarda, dovrebbe essere finita il primo tempo della partita del Milan. Mentre ti aspettiamo, io sti perché non vai a sentire dall'altra parte a sentire il risultato. Il significato del mio Milan, del mio grande Milan. Sono sicuro che sta vincendo. Forza Milan. Pierpaolo! Dimmi. Pierpaolo, è finito proprio il primo tempo adesso. Sì. Il Milan vince sul Palermo 1-0! Vai, bene. Sì. Guarda, forte, guarda, stanno tornando. Prego, accomodatevi. Allora, com'è? Mi è piaciuta la nostra casettina? Bella, Ma cos'era tutto questo? No, niente, stavamo parlando. Ero contento perché adesso dobbiamo bere. Sì, bella casa, secondo me. Bella casa. Ambrogio è stato bravo. Ambrogio, mi ha fatto venire il diabetes dalla dolcezza. Bravo Ambrogio. Perché dovete bere? Certo, hai ragione, dobbiamo bere perché dobbiamo festeggiare. Ma festeggiare se cosa? Dobbiamo festeggiare una bella cosa, una bella notizia. Prego, Dai. Adesso cosa? Dobbiamo festeggiare una bella notizia. Ho appena saputo che nel primo tempo il mio Milan, il mio grande Milan, sta vincendo 1-0. Ma che stai facendo? Ma che cosa hai fatto? Ma come Scusa, ma mi si è arrivata la lingua, mi è venuta. Ma non lo so, ma state attenti. Si è accorcigliata la lingua. Non ti Scusa. preoccupare. Non ti preoccupare, tanti pantaloni li portiamo in tintoria. Li portiamo in tintoria, è una cosa che si risolve. Dai, non è stavo dicendo. Vabbè. Per caso è per colpa della partita? No signora, io sono astemio de calcio e poi io non conosco partita de Palermo. No. Sta dicendo dai. Senti, Sambro, Pierpaolo. Senti. No, non Ambrogio. Prego signore. Senti, va bene. Sei un po' bagnato, se ci puoi dare una mano e poi ti volevo raccomandarti una cosa, per carità. E adesso che inizia il secondo tempo della partita, tienimi informato ogni volta che c'è qualche variazione, cose, corri qua nel cielo comune. Va bene, grazie. Prego. Ben. Allora, cari ospiti, mentre che voi eravate per girare per il nostro appartamentino, io così parlavo con mia moglie e mi facevo qualche domandina, niente di particolare. Io vorrei sapere da voi, ma ecco, voi siete spagnoli del nord o spagnoli del sud? Arresto. Dai, volevo saperlo. No, essere spagnoli del sud, non mischiamo l'oro col piombo, Va bene Nella, o nord o sud, la Spagna è tutta bella, dai. Sì. Nora, le volesse fare un esempio. Susideres. Sì.
guarda bene se suo marito, dalla testa ai piedi. Secondo la signora è la parte migliore, la parte più attiva di suo marito si trova a nord o al sud? Beh, Rosetta, se devo fare questa comparazione, direi che la parte migliore di mio marito sta al sud. Avete visto? Le cose migliori stanno sempre al sud. Beate voi che avete il marito e avete sempre il sud a disposizione. Invece il mio soltanto mi manca tanto il meridione. Ecco ragazzi. I ragazzi sono tornati. Signori, tra poco arriva la vostra pasta. Basta forno. Mi metto qua. Bravi ragazzi. Bene, bene. Allora, mamma, ma perché stavi parlando così sottovoce ai tuoi genitori? Cosa c'è? Cosa c'è di segreto che noi non possiamo sentire? Oh, no, niente. Papà Andrea ha detto ai suoi che ora arriva la loro pasta senza glutine. Vabbè, scusa Andrea, non mi sembra una cosa tanto importante da dirle alle orecchie di tua mamma, o forse avete qualcosa da nascondere? Ma no, se no, ma poi questo se no è mio figliuolo e mi può dire tutte cose alla mia Rocchietes, Ma smettila. Signori, vi chiedo scusa. Ho solo detto della loro pasta celiaca che possono mangiarla solamente loro. Vai, bella così, vai! Scusate, insomma, Ambrogio, che è successo? Ambrogio? Sì, signore. Ma cosa è successo? Mi scusi, mentre guardavo la partita ho inciampato sulla sedia. Male? No, per fortuna no. Allora, dici, cos'è questo risultato? È cambiato? Quanto sta? Il Palermo ha pareggiato. Come pareggiato? Mio fratello ha comitato un gol. Che succede? Non ti sarai mica impressionato? Sono impressionato con Carallini, però comincia a avere qualche dubbio, comincia a darmi qualche idea un po' strana per la testa. E ormai che ci siamo, ecco, vorrei farvi conoscere il mio pensiero. Poi dovete sapere, cari ospiti, che voi siete atterrati con il vostro aereo qua, in una bellissima regione del nord Italia. E voi dovete sapere che nel nord Italia tutte le regioni sono regioni belle, regioni dove c'è bella gente, brava gente, gente che ha voglia di lavorare, di produrre, di rendersi utili. Invece sapete cosa pensano molti amici miei? Sì? Sapete, pensano che le regioni del sud, sì, invece sono brutte. C'è cattiva gente che non ha voglia di lavorare. E sapete, questi amici miei per me hanno ragione, hanno. Poi prima la signora qui parlando di me diceva che appunto, ecco, le parti migliori si trovano a sud. Lei forse, cara gentile ospite, si riferiva al mio apparato riproduttivo? No, signor. Io parlavo dell'apparato delle organi genitoriali. Il barone Giovere si riferiva alla colomba maschile. Che a me se ne manca molto, sai. Vedete che avevo ragione, Sofia, perché voi dovete sapere, voi gente del sud della Spagna, un po' ignorantemente, pensate sempre solo al sesso, Sì, però Pierpaolo, meglio una gente ignorante che pensa al sesso e non una persona intelligente come a te che non ci pensa mai e a me mi si sta arrugginendo la farfalla. Brava, la signora sì che se ne entiende, oh! Mettila! Sei sempre contenta.
non mi fai mai finire il discorso, mi fai finire. Ecco, io appunto volevo prendere l'esempio della signora che parlava della figura umana, della persona, e aveva ragione, perché la signora quando dice dove stanno le cose migliori in un corpo? Stanno nella parte alta, dove c'è la testa, a nord. La testa, cosa significa? La testa appunto significa intelligenza, furbizia, volontà, voglia di fare, di produrre, di fare qualcosa di utile. E invece se ci pensiamo bene, cosa ci sta nel sud del nostro corpo? Nelle parti basse. Ci stanno i piedi significano puzza, spuzza, sporcizia, vicina alla terra, significano appunto Coniugazzosso! Ma cos'è la ma veramente? E poi pensateci bene. Ho un po' di allergia a certuno su. E poi pensateci bene. Ma cosa c'è di buono al sud? Cosa c'è? Nemmeno il cibo. Ma noi quando andiamo al sud e andiamo a mangiare per quelle viuzze e si sente quella puzza, quella spuzza di fritto, le arancine che trasudano quel sud, veramente cose brutte. E quindi insisto, cari signori, al sud sia il cibo, sia le persone, sia l'aria, sia tutta la gente, fa schifo, tutto! Ma per favore, chiudete sto finestrone! Ci fai spaventare, Torico. Scusa, ma era aperto? Signore, le comunico che la partita è finita. È finita? Sì, è finita. È finita, allora aspetta Brocchio, prima di dire il risultato ai nostri ospiti. Io vedo, guarda dalla sua gioia, guarda come sprizza gioia negli occhi, dal modo di fare. E allora, gridano ad alta voce, gridano ai nostri amici, che il mio Milan sicuramente ha fatto un culo così a questi palermitani. Chi è che ha vinto? Ha vinto il Palermo! Ho visto e ho pure sentito. Allora i miei sospetti erano fondati. Allora io quello che pensavo era corretto. Signori, voi non siete degli spagnoli, voi siete degli sporchi telù! E tu sei tutto volentone! Oh, belli amati! Quindi voi non siete spagnoli, voi siete... Siamo siciliani, qual è il tuo problema? Dicilo! Milanesi, i siciliani vi mandano a fanculo! Quando ce vuole! Vieni qui! Dico, com'è potuto fare tutto questo? Com'è potuto tradire la nostra fiducia e prenderci in giro? Com'è che hai fatto tutto questo? Io prima che no risponda più delle mie azioni, porta via questa gente fuori da casa nostra e soprattutto portati via quel trovatello, perché ricordati che io non darò mai in sposa mia figlia a un siciliano, a un terrore. Oh, stai calmo, così. Calmo. Vieni questo trovatello è mio figlio, non ti permetto di offendere, hai capito? E poi non ti incazzare tanto perché sennò te ne esci a neglia la ricchia. Signor Pierpaolo, io amo Liliana e non voglio dividermi da lei. Papà, anche io amo Andrea. Loro sono come noi e noi come loro, quindi smettila di trattarli È così. vero, Lili, noi siamo degli esseri superiori, invece sono esseri inferiori. Lo vuoi capire? Te capisci? Ma poi io dico, ma che ci vi ridere a così sbagliate in siciliane? Tutto ci vediamo bene, signore. Voi non siete buoni a nulla. Siete gente meschina, veramente. Effettivamente, come dice mio marito, voi non avete voglia di lavorare, campate sulle nostre spalle, va bene? Siete gente inferiore. Oh, ringrazio signoruzzo che si ferma. Ma veramente! E poi le donne del nord sono molto più belle. Molto più belle! Senti, milanesina,
Ma tu hai lo specchio da tagliato, che quando arrivi prima ti spuntano il naso e mezz'ora più tanto ti spuntano le pinne. Più bella, invece mi piace i femmini del sud, siamo belli, tosti, caduse, profumate, siamo profumate e poi, tagliacca. Siamo tutta petta. Smettetelo! Doveva essere un giorno di festa e invece l'avete ridotto a tragedia. Che tragedia sia! Sì, devi sapere che io non disonorerò mai la mia nobile stirpe. Io non mischierò mai il sangue nord con del sangue del sud. E non darò mai sposa mia figlia a un siciliano. Ricordatelo. E te ne dilla. Ma cosa è forte, veramente. Ambrogio. Perché tutti siciliani. Cosa? E me ne vanno. Sì, che cosa dici? E non ti permetto di offendere la mia terra. Tu sei un... Sì, sono siciliano e me ne vanno. Ma tu guarda, così scemo, così pagato, rivela adesso la tua vera identità. Ambrogio, tu hai tradito la nostra fiducia, sei licenziato. Oh mamma, papà, non potete farlo. Ambrogio è sempre stato una degna persona. Non smettetela di trattarlo così. Anche Te stai zitta che facciamo i conti dopo. Ambrogio, tu hai veramente tradito la nostra fiducia. Te non sei più degno di rimanere qua. Da questo momento te ne devi andare via. Lascia tutto, sei licenziato, vai via. Che superbo. Lavoro con voi da tanti anni. Vi ho mai creato un problema? Non ho mai speso una parola di troppo. Non vi ho mai offeso. Mai una ribellione. Anche se tu, Pierpaolo, mi hai sempre trattato da schiavo, eppure non mi sono mai ribellato. Sono io che me ne vado, a testa alta. Addio. Aspetta, Ambrogio, aspetta. Prima che lasciamo sta casa, voglio dire due parole. Se pensiamo al sud, la prima cosa che ci passa per la mente è disoccupazione. Se invece pensiamo al nord, immaginiamo il lavoro, la carriera, il futuro, l'alba della vita. Se chiediamo a uno del nord, ti dice che il sud è la culla della mafia, la terra della sofferenza e delle ingiustizie. Se chiediamo a uno del sud, dice che il nord è la terra del grigiore, del caos, la gente è fredda, corre sempre e non saluta mai. Il nord e il sud sono come due bambini che si odiano per un qualcosa che non esiste. La madre. E allora, amici miei, non odiamoci, perché nord e sud non esiste differenza. Siamo italiani. Chi del nord e chi del sud siamo tutti peccatori. E come si dice dalle nostre parti, tutto mondo è paese. Amorino, ora significa morire. Amorino. Io ho ascoltato le tue parole e ho molto riflettuto e ho capito di aver sbagliato e per questo chiedo scusa a tutti. Andrea, puoi venire? Vai. Liliana, vieni. Andrea, questa è la mia Liliana. Vi auguro tanto amore e felicità!
matrimonio! Scusate, chi è questo? Chi è? Questo è il favorito, questo è di Trapani! Lo invitiamo al matrimonio! Personaggi ed interpreti: il maggiordomo Nino Barraco, il fattorino Fabio Parrinello, Nella Caterina Carta, Pierpaolo Antonio Dalia, Sofia Pina Corso, Liliana Angela Barraco, Andrea Davide Flores, Rosetta Angela Ingoglia, Turiggio Giacomo Giacalone, regia Totò Mazzeo, trucco e parrucco Angela Corso, suggeritrice Michela Ciaravolo, scenografia Gianni Valenti e Alfio Rugirello, luci e audio Peppe Scicolone, e la nostra presentatrice Anna Maria Piombino. Bene, penso che vi siete divertiti e comunque devo dire un bel applauso a tutti noi qui, tutti loro che insomma abbiamo lavorato tanto. Chiaramente siamo stati sotto la guida di Totò Mazzeo e abbiamo preso da lui tanti insegnamenti e lo portiamo nel nostro cuore. Adesso io vorrei qua sopra il nostro autore di questa commedia, Giovanni Allotta, che abbiamo avuto il piacere di averlo qui con noi. Ieri Giovanni, come hai detto tu, uno di noi, vero? Allora Giovanni, siamo stati bravi o no? Intanto buonasera a tutti. Siete stati molto bravi.
Una cosa, è bello, stasera il Palermo ha perso, mi dispiace. Ce ne sta una. Però, ha vinto il Trapani. Allora io un applauso Che dire, intanto buonasera a tutti, siete stati bravi, veramente non ho altro da dire perché avete detto tutto voi con la vostra bravura, avete fatto passare un bel messaggio, quindi non ci sarebbe da aggiungere altro perché effettivamente è vero, un po' tutti andiamo di fretta, viviamo un mondo molto frenetico, un mondo in cui ci insegnano che le discriminazioni abbiano la priorità su tutto, invece noi dovessimo un po' fermarci perché effettivamente è vero, siamo tutti peccatori, tutti abbiamo delle mancanze, non dovremmo guardare mai questo divario, nord e sud, bianco e nero e tante altre discriminazioni. Siamo tutti uguali, siamo tutti figli della stessa Italia, dello stesso Dio e quindi, come dire, siamo tutto un mondo nel paese. Grazie a tutti, buonasera. Giovanni, noi vorremmo darti il nostro, diciamo, gagliardetto, così ci ricorderai. È uno di noi. Grazie. Bene, rimani qua, Giovanni. Allora, io volevo dire pure un'altra cosa. La nostra direzione artistica, che è formata da Angela Ingoglia, Giacomo Giacalone e Antonio Dalia, volevano dire due parole. Vai, Angela. In italiano però. Per Totò Mazzeo sicuramente non potrei usare che le mie parole, perché Totò era un grande uomo, un grande artista e noi abbiamo lavorato in questi mesi con tutto quello che lui ci aveva suggerito e insegnato. E spero che Adelaide, che è la moglie di Totò Mazzeo, stasera abbia riconosciuto le sue frasi, le sue parole, la sua comicità. Abbiamo fatte nostre. Noi abbiamo conservato tutto ciò e a lui vogliamo dire: Totò, questo l'abbiamo fatto per te. Ciao Totò. E adesso Adelaide, regalaci questo momento per lui. Ti vogliamo qua sul palco, se ti senti. Anche Ignazio, il figlio di Totò. Ambrogio. Grazie. Ma lo pago io però. Ma che ma stai zitto, Allora, Ignazio c'è? Boh, non lo so, non lo vedo. Non vuole venire, lo so. Allora, cara Adelaide, noi... Scusate, un momento molto... Anche perché voi dovete sapere, questo lo dico io in primis, che Totò Mazzeo, la nostra associazione è nata 20 anni fa e Totò Mazzeo è stato uno dei fondatori, soci fondatori. Quindi diciamo che diciamo questa sua andata via è stata per noi molto dolorosa. Comunque, vieni qua Adelaide. Allora, noi come piccolo teatro siciliano abbiamo voluto dare a te, come se ci fosse Totò, un pensiero, un ricordo della sua, diciamo, presenza in questa associazione e della sua grandezza.
Sì, grazie infatti Adelaide per aver avuto questa forza di venire su. No, ti capiamo, sappiamo che tu non sei molto amante oltretutto di tutto. Comunque Salvatore Totò per noi se lo meritava. Studiava a casa, si vedeva e quindi io già sapevo alcune cose. Comunque siete state bravissimi tutti. Bravi. Grazie. Abbiamo il video, tutti, quindi. E allora, grazie a tutti voi e soprattutto un applauso lo meritate voi, perché senza di voi noi non ci potremmo essere. Grazie a tutti e alla prossima!